Le andature tecniche di corsa sono un elemento fondamentale ed insostituibile nell'allenamento del velocista, sia per migliorare la tecnica di corsa, sia per sensibilizzare e potenziare gruppi muscolari specifici che influiscono direttamente nella biomeccanica del movimento. In età giovanile è importante proporre un'ampia gamma di esercitazioni, in modo tale da sviluppare la coordinazione e ampliare il più possibile il bagaglio motorio del giovane atleta, evitando così che l'allenamento diventi una noiosa ripetizione di 4-5 esercizi sempre uguali ogni giorno. All'inizio, quando gli esercizi sono proposti in forma globale, l'aspetto coordinativo è predominante. Con l'evolversi degli atleti si andrà verso una forma più analitica e assumerà sempre più importanza l'aspetto tecnico specifico del gesto. Le andature possono interessare prevalentemente il tratto piede-caviglia, i flessori ed estensori della coscia o l'intero arco inferiore, anche se non si deve distogliere l'attenzione dalla coordinazione degli arti superiori e dalla posizione del busto. È utile pertanto a volte proporre movimenti atipici degli arti superiori, al fine di migliorare la coordinazione e magari rompere schemi motori errati già automatizzati e crearne di nuovi più redditizi. Questo breve filmato mostra una serie di andature e la possibilità di variare le stesse con l'ausilio di over, ostacolini, funicelle o proponendole in situazioni atipiche quali procedere a ritroso o lateralmente. Chiaramente vi possono essere molte altre valide variazioni che ogni tecnico può trovare e attuare partendo da questi spunti. Le andature effettuate più lentamente o addirittura fermandone il movimento nei punti chiave permettono di correggere errori, facendo percepire i movimenti e le posizioni più corrette all'atleta in modo molto semplificato. Lo skip, la corsa calciata sotto e la corsa calciata dietro sono tre andature importanti che muovono i principali gruppi muscolari interessati al gesto della corsa. Pertanto possono risultare utili per correggere errori tecnici di corsa, sia nel movimento degli arti inferiori che nell'uso delle braccia. Particolare attenzione va posta all'appoggio e all'uso del piede. Alcune variazioni come il monoskip e la corsa trottata possono risultare utili a sensibilizzare l'atleta sul rimbalzo del piede e alla presa di contatto sul terreno sotto le anche. Può risultare utile collegare le andature fra di loro in modo progressivo o utilizzarle come parte iniziale di allunghi o allunghi progressivi. Il passaggio dai saltelli alternati alla corsa balzata è un buon metodo per apprendere il gesto della balzata completando la spinta dell'arto posteriore. L'esercizio di saltelli in avanzamento con un piccolo sovraccarico tenuto davanti al petto aiuta a stabilizzare la posizione del busto. L'uso di cavigliere, oltre ad avere un effetto potenziante sui gruppi muscolari impegnati, può migliorare la percezione del movimento stesso. Anche situazioni di traino, allungando leggermente i tempi di appoggio, possono far percepire meglio il movimento, così come essere trainati in uno skip
può far sentire maggiormente l'avanzamento delle anche. Gli stessi saltelli e le stesse andature, eseguiti però su superfici differenti, quali pista, erba, sabbia o ghiaia, con o senza scarpe, stimolano la propria accettività del piede, migliorandone l'efficienza. Eseguire andature a ritroso, oltre che migliorare lo schema corporeo, richiede un maggior impegno del tratto piede-caviglia, in quanto il lavoro dei flessori della coscia per l'avanzamento del corpo risulta limitato. L'uso di over e di ostacolini è utilissimo e permette di variare molto il tipo di esercizi e di stimolare in modo molto efficace sia la rapidità che la reattività del piede. L'esercizio di doppio impulso eseguito fra gli over risulta più difficoltoso rispetto all'esercizio in piano, in quanto è necessario un rimbalzo maggiore a terra per oltrepassare l'ostacolino. Saltelli reattivi a piedi pari si possono eseguire lateralmente o anche con rotazioni. La funicella è un ulteriore mezzo per variare la modalità di esecuzione delle andature. È utilissima per migliorare la coordinazione, per stimolare la reattività del piede. È anche un ottimo sistema per rendere più completo un riscaldamento. I vari esercizi possono essere combinati fra di loro o mescolati. Si possono eseguire anche allunghi girando la funicella e con un po' di fantasia combinare più mezzi come funicella e over.